E come spazi alle rubriche Gnovis dal Monte. L'appuntamento di queste settimane di Gnovis dal Monte è tutto dedicato a un progetto dall'Istituto Italiano di Culture di Pechino, dall'Università di Udine e dal Fogolar Furlan dalla capitale cinese. In grazie dalla collaborazione di questi trienze, avvenirà voltata per la prima volta per cinese la storia Longobardorum di Paolo Diacono. A inviare l'iniziativa all'estate il tumiecin Daniele Macuglia, docente di storia dal pensiero scientifiche all'Università di Pechino e NUF, presidente dal Fogolar Furlan. Il progetto è stato presentato l'UNIS in videoconferenza Jenfri Pechino e l'Università di Udine e alle colate giusto col primo atto di rifondazione dal Fogolar. A creare il NUF Fogolar è stato il vecchio presidente della regione di Udine, dalla regione del sindaco di Udine, Sergio Cecotti, che come all'insegna proprio all'Università di Pechino ad un contuno e quarantine di furlans che arrivavano anche di altre città e province. A contanus cemut che là della serate a lei il segretario dal NUF Fogolar Sandro Nigris di Udine. Mandi a Duc. Il 6 di febbraio ho tornato a viaggi il Fogolar Furlan di Pechino dentro all'ambasciata d'Italia e nos ha aiutato tanto l'Istituto Italiano di Cultura. Ho fatto una serata che gliel'ha veramente bene, con tante gente che è venuta e una videoconferenza con Udine. Io mi chiamo Sandro Nigris, sono nasciuto a Udine e sono emigrato in Cina che sono 17 anni. Ho lavorato per Microsoft China, ma ho anche una piccola azienda di marketing con la mia famiglia. Ho l'onore di essere il segretario del Fogolar Furlan di Pechino e che io ho veramente una bella squadra con Daniele Macuglia di Tulmiec, Giovanni Del Zotto di Udine e Giuliano Movio di Precenic. Ho presentato il nostro primo lavoro, che è una traduzione in cinese dall'Historia Longobardorum di Paolo Diacono. Allora presente il professor Sergio Cecotti, che ha tenuto un discorso sulle storie dei furlans in Cina. Ho fatto tante culture e dopo tante culture le serate si è concludute con una scena furlane, organizzate dal nostro buon Giuliano Movio, che ha un ristorante veramente famoso a Pechino. Ecco, noi siamo a disposizione se avete idee, se avete voglia di scrivere un'email, o se avete voglia di conoscere le Cine, o se avete voglia di collaborare in qualche modo con noi. Grazie e mandi. E anche per usgnotta le dut Gnovis al torne domani sera a NUF mancul vince. Buone serate a tutti, mandi.